Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi presento un nuovo ebook. Ultimamente siamo molto prolifici. Questo nuovo ebook però lavora su un campo completamente diverso, ma è il campo che tutti, in modo cosciente o meno, vogliono appunto approfondire. In effetti spesso sentiamo un grande vuoto nella nostra esistenza, sentiamo che ci manca qualcosa, ma molte volte percepiamo la mancanza come una mancanza di tipo materiale, allora pensiamo che colmando questo vuoto con degli oggetti, con dei viaggi, con qualsiasi cosa che possa essere anche una distrazione per la nostra mente, ecco che pensiamo ci sentiremo meglio. Ma in realtà chi ha la possibilità di prendere tutte queste cose, di fare viaggi, di avere oggetti, sa benissimo che se percepisce questo vuoto non si colma con i beni materiali. È un vuoto che non trova nessuna forma di soddisfazione da un piacere effimero, anche se magari per qualche tempo sembra appagare. In realtà poi c'è questa corsa a cercare sempre di più, a desiderare sempre di più, perché in fondo non abbiamo capito la vera natura di questa mancanza, di questo vuoto. C'è poi invece chi ha capito ma non ha assolutamente idea di come muoversi, come procedere per non sentire più questo vuoto interiore. Chi invece già sa come muoversi, sa come procedere, apprezza comunque un aiuto. Dunque diciamo che in questo ventaglio di possibilità poi esistono delle tappe intermedie e tutti abbiamo più o meno una collocazione nell'ambito di questo range. Ma dove voglio arrivare? Questo nuovo lavoro è proprio per quelli che desiderano intraprendere un percorso spirituale e per tutti quelli che lo hanno già intrapreso, per tutti quelli che sono anche già avanti e che hanno bisogno di qualche sostegno e qualche aiuto. Cosa si pone di fare questo ebook? Di sicuro non farà il lavoro al posto vostro, nessuno si può aspettare che mettendo in azione un circuito noi automaticamente si ottenga una determinata cosa. I circuiti emanano onde di forma, lavorano sul corpo astrale, lavorano sul nostro eterico e ci aiutano e ci condizionano positivamente nei confronti dell'intento. È chiaro che il nostro intento trova sempre qualche ostacolo in astrale, che possa essere il karma, che possa essere qualche blocco, qualche cosa su cui appunto il circuito dovrà lavorare. Questo è il motivo per cui non tutti ottengono il risultato nell'immediato, ma sicuramente tutti ne vengono rafforzati e beneficiati dall'opera delle onde di forma. Anche in questo ebook abbiamo appunto messo a disposizione dei circuiti radionici, in questo caso sono 10, e sono tutti mirati all'ottenere un aiuto su questo sentiero spirituale. Cosa dunque possiamo aspettarci? Ho detto un contributo, una collaborazione, la possibilità di ricevere delle intuizioni, una guida. Infatti i circuiti lavoreranno per la percezione dei regni spirituali superiori, per la connessione profonda con il proprio sé superiore, il contatto e la connessione con le nostre guide, l'apertura del terzo occhio, abbiamo pensato anche questo, abbiamo inserito anche i sogni lucidi e tutta una serie di accorgimenti che effettivamente sono utili e avvengono anche in alcuni casi spontaneamente durante un percorso di crescita spirituale. Un altro circuito che vi piacerà di sicuro è quello di potenziare facoltà e doni spirituali latenti. Dunque è un ebook veramente molto interessante e chiude
intanto apre con una bella sorpresa di uno dei racconti del Marietto veneziano che stanno riscuotendo un discreto successo, direi buon successo, per la freschezza delle cose che racconta, delle sue esperienze di vita e delle riflessioni che immancabilmente ci spinge a fare. E chiudiamo l'ebook con un rituale che serve appunto per la protezione e il benessere. Direi che l'ebook appunto lo trovate al solito sul nostro sito di supporto dove appunto pubblichiamo i nostri lavori, ed è il Giardino dei Libri. L'ebook ha un costo contenuto come tutti i nostri lavori, perché il nostro obiettivo è quello di diffondere e di permettere a tutti di arrivare a certe conoscenze e a certi sostegni che nella vita possono sempre servire. Il suo prezzo di copertina è inferiore ai 5 euro, dunque è una spesa abbastanza abbordabile. Per il resto intanto ringraziamo, perché grazie appunto alle vostre domande e al continuo interfacciarci con voi, che noi abbiamo preso spunto su questo ebook, su dove muoverci e come lavorare appunto in base non solo alle nostre esperienze personali, il nostro vissuto personale in materia appunto di percorso spirituale, ma anche grazie appunto a quelli che si sono rivelati i vostri blocchi, le vostre difficoltà, ed è lì che noi abbiamo deciso appunto di intervenire in modo da potervi sostenere anche più di quanto già non facciamo attraverso i nostri canali ufficiali. Questo ebook dunque nasce grazie a voi, alla vostra presenza, e sicuramente il vostro sostegno è per noi fonte di soddisfazione, ma anche e soprattutto focolaio di gratitudine. Vi ringrazio appunto tantissimo per seguirci su questo canale, per navigare tra le pagine del nostro sito, per partecipare ai nostri gruppi e per insomma essere nelle nostre vite. Vi ho comunque dedicato un ringraziamento speciale sull'ebook, anzi vi abbiamo dedicato un ringraziamento speciale sull'ebook. Mi raccomando, non perdetevelo, noi ci vediamo con la diretta di domani sera, tutti i martedì sera alle 20:30 faremo appunto la diretta su YouTube, e comunque ogni giorno sui nostri gruppi Facebook, i casti sacerdotali e magia, sibille, tarocchi e radiestesia. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui e a presto con le prossime condivisioni. Un abbraccio dalla vostra Hildegarda.